Amici, buongiorno, siamo qua sulla Sacca di Scardovari, io e Davide Mila. Prego Davide se vuoi avanzare un pochino e cominciamo già a vedere i grossissimi danni che il nubifragio di ieri sera ha colpito appunto la Sacca di Scardovari e tutto la zona Chioggia, Delta, Venezia in particolare. Ecco, vedete i danni che ha fatto alle cavane, un sacco di cavane sono state distrutte e decisamente è imponente, veramente imponente il danno che stanno subendo gli amici pescatori del Delta. Ecco, vedete tutti i detriti, una cavana scomparsa, decine di persone qua sull'argine per controllare, vedere, c'è già la protezione civile all'opera, però decisamente il danno è gigantesco. Ecco, vedete questa cavana in che condizioni. Ecco, questo qua è uno dei punti più colpiti, vedete, distrutte completamente. Vedete, i danni sono ingenti, si parla sicuramente di qualche milione di euro. Ecco, ci scusiamo, non c'è una grandissima connessione, però guardate qualche ora di maltempo, di scirocco con raffiche decisamente gigantesche. Un attimo, scusa Davide, ecco, guardate cosa ha fatto il maltempo di questa notte. Ecco, se non ci si rende conto quanto danno ha fatto e quanto metterà in ginocchio sicuramente per un po' di tempo questa economia, che ricordiamo è l'economia più importante del Delta. Ecco, completamente scomparse decine di cavane. Ciao. Ciao. Ricordiamo l'alluvione del 66, 53 anni fa, che proprio ruppe più o meno in questo punto della Sacca di Scardovari, all'altezza del ristorante Marina 70, però anche in questo caso i danni veramente sono ingenti. Ecco, guardate anche questa cavana come è stata distrutta completamente. Ecco, questa qua impressionante. No, veramente non ci si rende conto dalle foto cosa è successo questa notte, però caspita, qua stiamo parlando di milioni di danni e sicuramente un arresto di un'economia importante in questo momento decisamente particolare dell'economia italiana. Metterà in ginocchio per alcuni giorni, spero per pochissimo, i pescatori ai quali riserviamo la nostra solidarietà. Ricordiamo che è stata già chiesta lo stato di calamità e c'è un'analogia con il 1966. Ricordiamo che anche nel 66 l'alluvione di Porto Tolle fu concomitante con l'alluvione di Firenze e l'alluvione di Venezia. Speriamo non come l'altra volta ci si dimentichi del Delta e magari si riversino energie e guardate qua, guarda qua,
e non si riversino energie solamente per Venezia, dimenticandoci noi. E questo ce l'auguriamo profondamente. No, è impressionante. Veramente una cosa, bisogna essere qua per rendersi Sì, conto un po' della situazione, perché raccontata è una cosa, vederla dal vivo rende veramente l'idea. beh, Guardate questo, decisamente qua c'è. Non ci sono neanche parole per descriverlo, perché per quanto possiamo dire e vedere quello che c'è, pensiamo all'economia del nostro territorio, che arresto e che frenata purtroppo dovrà subire. questo qua completamente distrutto. Decisamente tempestivi gli interventi, però qua si parla veramente di milioni di euro. Ecco, guardate già in opera le attrezzature, ricordiamo la protezione civile che è già sul posto e tutte le forze a disposizione, però ecco, noi ricordando e dando la nostra solidarietà per quanto possa essere utile ai pescatori, vi salutiamo, Leandro Maggi, Davide Milan, e questo dimostra quando la natura si arrabbia cosa può fare. Ecco, lo ripetiamo ancora, nel 66 i media in particolare parlavano quasi esclusivamente di Firenze e Venezia. Speriamo che quest'anno, adesso, anche con i nuovi media, con noi social, eccetera, si parli anche del Delta e si possano recuperare energie e soprattutto soldi per ripristinare, ricordando che questa è l'attività più importante in assoluto del nostro territorio. Da Leandro Maggi e Davide Stefanelli, Milan, è stato niente, non è stato piacere, praticamente siamo allibiti e scioccati. Certo. Ciao a tutti. Ciao ciao.